Ci stiamo? Va vedere. Insomma. Ci stiamo, dai. Ciao a tutti! Ciao! Benvenuti a questo nuovo video delle gemelle Tronci. Ma quello lo dovevo dire io. Io sono Monica. E io sono Valeria. Benvenuti a questo nuovo video delle gemelle Tronci. Oggi cambiamo argomento. Oggi torniamo all'amore di Monica che è... la plastilina, devi dire! Allora, oggi iniziamo a fare un nuovo argomento, che poi nuovo non è. Facciamo i tutorial di plastilina. I nuovi tutorial di plastilina. I vecchi li troverete nel mio canale Monica Tronci e sono abbastanza adattati, però vanno benissimo anche quelli. Però abbiamo deciso di farli nuovi per questo nuovo canale, le gemelle Tronci. Oggi faremo diversi animali. Iniziamo con la gallina. Bene, io vado dall'altra parte e tu cominci. La plastilina di Monica Tronci. Per prima cosa dobbiamo fare il corpo della gallina con una bella pallina di plastilina bianca che io ho già preparato e lo mettiamo qui. Dopodiché prendiamo un'altra pallina più piccola per fare la testa, così. Oppure si può usare anche un stuzzicadenti, così siamo sicuri che non si staccherà, però per essere sicuri lo schiacciamo. Prendiamo altre due palline bianche, queste diventeranno le ali. Come diventeranno le ali? Facciamo così, schiacciamo, facciamo diventare un disco e poi facciamo un pizzico per farlo diventare a forma di goccia. La goccia poi dobbiamo un po' modificarla e mandiamo la punta verso l'alto. Questa è la prima ala. Piazziamo le ali. Io le piazzo di solito così, con la parte grande davanti e la puntina dietro, però ognuno le può piazzare come vuole. Ecco qua, si vede? Poi prendiamo altre 3 palline bianche e le allunghiamo. Queste sono praticamente le penne della coda, quindi 1, 2 e 3. Queste vanno dietro e poi cosa facciamo? Così, così e così. Prendiamo una pallina arancione e facciamo prima di tutto un pizzico così, poi un pizzico dall'altra parte e lo appiattiamo. Così è pronto per fare il becco e lo appiccichiamo bene così. Ora con questo pezzettino facciamo la cresta. Schiacciamo bene. Allora, per le zampette potremmo fare delle vere zampe di gallina oppure fare un'altra cosa. Tagliamo, tagliamo pezzettini, 1, 2, 3,